ripetiamo perché domenica allora c'è stato a Chioggia il Palio della Marsiliana, rievocazione storica di eccezionale bellezza e valore appunto storico, e che abbiamo seguito, e c'è stata la narrazione dell'evento, del fatto, da parte del dottor Matteo Bellemo, nonché avvocato storico, che abbiamo in collegamento. Buonasera. Buonasera, una buonasera a tutti i radioascoltatori. Ecco, allora domenica siamo stati letteralmente incollati alla TV per vedere appunto il Palio della Marsiliana, ma torniamo un po' indietro, dopo arriviamo appunto a questa festa, parliamo un po' di Chioggia. Matteo, cosa dice? Chioggia, le sue origini, un po' veniamo avanti nel tempo. Possiamo anche ricordare che già a partire dal 713, quindi con la terminatio Liutprandina, la nascita di Venezia con il famoso doge Diodato, Teodato dell'epoca, e poi Paoluccio Anafesto, Chioggia faceva parte come 11ª e 12ª isola della confederazione delle 12 isole rette da Gastaldi e poi da un unico doge di Venezia. Certo. Quindi delle origini molto molto antiche, che poi nel corso del tempo, quindi dalle invasioni barbariche in poi, quindi dalla caduta dell'impero romano d'Occidente, l'hanno resa sempre più importante e sorella gemella di Venezia, ecco. Certo, e qualcosa li accomunava, ecco, andiamo dal lato della loro economia, c'era anche del sale ottimo a Chioggia, Matteo. Direi proprio di sì, anzi era considerata la capitale del sale del Medioevo. Pensiamo agli studi di Jean-Claude Dallocoué, che è un famoso storico che ci ha lasciato un importantissimo trattato da questo punto di vista proprio sul sale e le saline, intorno al 1200 e fino poi alla guerra di Chioggia 1379 si contano un'alternanza da 72 a poi un po' di meno a 50 fondamenti di saline. Dove erano localizzate le saline a Chioggia, magari per i nostri radioascoltatori che sono già venuti anche a vedere la nostra città? Nella zona nord, quindi dove si trova attualmente la Darsena, le Saline e l'imbarcadero per poi recarsi al Pellestrine a Venezia, e poi anche nella zona sud della laguna dell'Usenzo, dove c'è un importantissimo itinerario cicloturistico. Anche lì vi erano dei fondamenti acquei. Questo perché il mare era poco profondo, ovviamente, il funzionamento delle saline è legato all'evaporazione dell'acqua salata, e perché la laguna sud ha una concentrazione di sale, possiamo dire, ingente, ecco, disciolto ovviamente nell'acqua del mare. E questo era appunto il punto più consono per la loro costruzione, peraltro con le due fiere del sale che si tenevano non a caso ad agosto e inizio settembre, proprio perché c'era una maggiore insolazione, un maggior calore e quindi un maggior raccolto del sale. Certo, il sale è la vera ricchezza, insomma, di Venezia e un po' anche di altre città. Allora, andiamo un po' a quello che è poi divenuto il rapporto con le altre città, soprattutto ci riferiamo a Genova. Come mai appunto non c'era un bel rapporto con Genova? Cosa succedeva all'epoca, Matteo? Cosa succedeva all'epoca? Succedeva che c'era una sorta di tentativo di egemonia da parte delle repubbliche marinare, quindi di Genova, Venezia, Malta e Pisa, queste sono le più famose, degli scali commerciali, in particolare della zona, potremmo dire, del Mediterraneo orientale, e in particolar modo scambi commerciali e fondaci. Il fondaco erano appunto queste basi mercantili, poi ce ne sono anche a Venezia, dove i mercanti andavano a riporre le mercanzie e anche contrattavano, possiamo dire, con quelli che erano altri mercanti di altre zone. Ebbene, soprattutto attorno a Famagosta, Cipro, avvengono quelle che sono le piccole e iniziali scintille che portano Genova e Venezia a fronteggiarsi, soprattutto legate all'elezione di quelli che erano, potremmo dire, i sovrani dell'isola, che potevano, tra virgolette, concedere dei favori e quindi rendere più fiorenti gli scali commerciali per l'una o per l'altra città. Tutto scoppia appunto attorno al 1378 per l'elezione di Andronico IV e la dinastia poi dei Paleologi, i primi tentativi, ecco, di conquista della città che si difende. Clugia si difende, l'antica Chioggia, ecco, io dico Clugia proprio per intendere Clugia appunto come
Chioggia Maior, Minor e quindi come l'attuale Chioggia, non cadrai mai in mano nemica, sarà il Castello delle Saline. Ecco, questo va detto proprio anche per orgoglio. Il primo assalto tattico operato dalle truppe quindi della coalizione avviene l'11 di agosto 1379, ma anch'esso viene respinto. Finalmente, ahimè, mi viene da dire finalmente, il 16 di agosto con un attacco combinato ancora da terra da mare, i genovesi arrivano a conquistare il ponte che difendeva le due Chiogge, che era di legno. C'era un ponte non dove è l'attuale Isola dell'Unione, sempre per chi conosce il territorio di Chioggia, ma era all'incirca nella zona dell'isola del Buon Castello, quindi più a nord. Questo ponte era un ponte di legno che viene appunto distrutto dai Clugensi in ritirata. I genovesi riescono comunque a conquistarne una parte. La battaglia dura dal mattino sino al vespro, vengono utilizzate anche delle navi incendiarie, dei burlotti incendiari che bruciano appunto il legno del ponte, fino ad arrivare all'attuale isola di San Domenico. Lì, vistosi perduto, il grosso delle truppe veneziane abbandona la terra con barche e burci, rimangono a difendere la città solamente i Clugensi, che avranno poco scampo. Ecco, l'ultima scaramuccia avviene nella piazza di Vigo ed è quello che poi noi il sabato sera del Palio della Marcigliana ricordiamo, quando la schiera dei 50 difendono strenuamente il podestà di allora Pietro Emo, ma il 16 di agosto 1379 la città capitola in mano genovese. In realtà i genovesi compiono qui un errore. E qual è l'errore tattico? I veneziani, vistosi perduti, inviano subito a Clugia dei lessi con un foglio bianco, dove chiedono ai genovesi padovani di stilare le condizioni di pace, ma vengono rifiutate. Questo dà tempo, mesi di tempo, ai veneziani per organizzare la riconquista della città, che parte a partire intorno al 22 dicembre del 1379. Questo perché i veneziani non potevano assolutamente, rischiare di vedere Venezia conquistata. La distanza tra Chioggia e Venezia via mare attualmente di un'ora e mezza circa, considerando all'epoca l'utilizzo di navi, ovviamente di vele, possiamo considerare comunque un 2 ore, un 2 ore e mezza. Ora, avere un esercito così ben fornito alle porte di Venezia era un rischio, potremmo dire, esageratamente grosso. Quindi già a partire dal 22 di dicembre viene dato l'incarico a Vettortisani, che viene scarcerato, di riorganizzare la riconquista della città. Abbiamo dei primi tentativi e anch'essi, quindi con un attacco combinato da terra da mare, riusciranno dopo mesi di assedio, ecco il 21 di giugno 1380, a riconquistare la città. Pensate che il doge era Andrea Contarini e all'epoca aveva 80 anni, quindi un'età molto molto ragguardevole per l'epoca, però riesce a riconquistare la città. La città subisce 3 giorni di saccheggio, viene liberata il 24 giugno 1380. Allora, dottor Matteo, arriviamo 21 giugno 1380 e noi con giugno abbiamo il Palio della Marcigliana, quindi a rievocazione storica eccezionale. Come l'avete vissuta? Abbiamo visto tanto entusiasmo, tanta partecipazione, i colori, l'armonia. Ecco, cosa rappresenta questo momento, dottor Matteo? Per noi rappresenta veramente il motivo sicuramente di orgoglio. Ricordiamo che il Comitato Palio della Marcigliana, il nostro presidente Sandro Nordio, che anche cogliamo l'occasione per salutare insieme a tutti i capitani delle 5 contrade, nel lontano 1990 ha voluto proprio riscoprire questo momento storico della guerra di Chioggia, ma anche della città stessa, del sale, quindi delle fiere del sale, e ha voluto creare questa manifestazione. Noi siamo circa 450 persone, tutti volontari, che amiamo la nostra città e lavoriamo tutto l'anno, perché stiamo già lavorando poi sia per la nostra uscita il 27-28 di luglio a Correttola, la Marcigliana in territorio padovano, con una grandissima collaborazione anche con il comune di Correttola, ma lavoriamo tutto l'anno proprio per portare in città ai turisti, ma anche con tutti i progetti all'interno delle scuole, una valorizzazione, una sensibilizzazione importante proprio sulla nostra storia, su quello che è stato il nostro passato,
perché non vada perduto, ecco, perché ci sia sempre un'attenzione, una riscoperta verso quelle che sono le nostre radici storiche. Certo. Da diversi anni veniamo anche omaggiati, siamo onorati della presenza della RAI, che in diretta RAI nazionale e internazionale su RAI Italia mette in onda quella che è il momento clou, il palio delle balestre grosse tra le contrade, che anch'esso ha delle origini antiche. La legislazione veneziana di metà 200, anch'essa clugense, imponeva che i giovani tra i 16 e i 35 anni si addestrassero ire ad ballistandum, ricordando quanto Giovanni Diacono, cronista veneziano, ricorda. Quindi c'è tutta un'attenzione in tutto ciò che portiamo in piazza, dai costumi che sono studiati da originali d'epoca, dalla Cappella Belludi a Padova, dagli affreschi della Cappella degli Scrovegni, da Altichiero, Giusto de Menabuoi, fino anche a tutte le attività, gli antichi mestieri artigiani legati al mare, ma perché no, legati anche all'arte orafa. Certo, e quindi insomma una grande festa, veramente l'abbiamo seguita con tanto interesse e con tanto entusiasmo. Allora, vogliamo appunto anche conoscere un po' Marcigliana, ecco, questo nome cosa significa, a che cosa si riferisce, dottor Matteo? Si riferisce ad un'antica nave da carico, quindi un'imbarcazione in realtà commerciale che non va confusa con le galere da guerra o le galere da mercato che erano utilizzate comunque nel Dogado Veneto, ma è un'imbarcazione appunto da carico, caratterizzata anche da una chiglia particolare utile ad affrontare i fondali poco profondi e sabbiosi dell'Adriatico occidentale, quindi della nostra zona, che veniva usata appunto per il commercio dai mercanti, soprattutto nel periodo del Medioevo, quindi nel basso Medioevo, e quindi anche nel periodo della guerra di pioggia. Sicuramente il nostro porto, proprio durante le fiere del sale che cadevano ad agosto, il 15 agosto, quindi la nostra città, quando è stata conquistata nel 1379, il 16 agosto, è stata conquistata durante una delle fiere del sale, dove erano presenti tantissime marcigliane cariche di mercanzie. Ecco, cronache dell'epoca ci parlano di un bottino di 200.000 ducati. Però c'è un fatto, insomma, Chioggia, gli abitanti di Chioggia, Chiogiotti, poi un po' Goldoni, insomma, ecco, ma non scomodiamo Goldoni. Ma perché c'è questa identità così forte in questa zona, Chioggia? Ecco, perché quando si parla di Chioggia subito viene in mente quasi un altro mondo, di un'identità fortissima. Che cosa succede? Diciamo che c'è un'identità molto forte, molto potremmo dire anche rappresentativa, degli abitanti del luogo, che vogliono conservare anche molto spesso, così passeggiando tra le calli o anche i Bacari e Rivavina, vogliono mantenere anche questo calore, ma anche questa forza d'animo, che è tipica e rappresentativa di gente di mare, gente abituata al duro lavoro e gente abituata, perché no, anche ad avere scontri, diversità di opinioni. Quindi indubbiamente ciò che ci contraddistingue come realtà è una caratteristica propria e tipica del nostro territorio, che si lega anche a quello che era il lavoro dei nostri avi, dei nostri padri, soprattutto in mare. L'identità di sottomarina è legata più alla terraferma, ai campi, agli orti, però è sempre un'identità culturale molto forte, che magari i turisti, venendo da fuori, può essere identificata, ripeto, come è stato anche ricordato a Carlo Goldoni, un po' utilizzando anche un termine, me lo perdonerete, dialettale, un po' barruffante, no? Sì. Ma nel senso buono del termine, nel senso che si vuole mantenere proprio il Chioggiotto verace, un forte attaccamento alla sua terra, alla nostra terra, al lavoro dei nostri padri e quindi anche alla nostra città. Certo. Allora, gli ascoltatori la stanno seguendo, e allora c'è un ascoltatore che dice: ma è tutto vero quello che ha raccontato Goldoni nelle baruffe Chiogiotte che avete fatto cenno? Ecco, qualcuno si chiede, eravate così proprio molto sanguigni? Ecco, questo vuole dire l'ascoltatore. Diciamo che sicuramente è un'immagine un po' resa anche caricaturale, però indubbiamente penso che, anzi, peraltro, parlando di baruffe Chiogiotte, ce ne saranno diverse rappresentazioni durante l'estate da un gruppo teatrale, però diciamo che questa identità culturale anche all'epoca successiva, sicuramente al periodo medievale di cui stavamo parlando, è stata ben compresa e rappresentata, sì.
dal famoso Carlo Goldoni. Certo, quindi Chioggia veramente bella, i palazzi, poi beni storici, la cattedrale Santa Maria Assunta, la basilica, il museo civico della Laguna Sud, museo Torre dell'Orologio, monumenti, veramente un centro da conoscere, da visitare, ecco, lo dico per chi magari si ferma solo a Sottomarina e non conosce Chioggia, perché merita una visita. E poi la festa del pesce tra poco, mi pare, vero? Esattamente, la sagra del pesce a ecco, metà luglio, quindi terminata la Marcigliana, adesso avremo sicuramente più di 2 settimane molto impegnative con tutto il centro storico. Ecco, l'ascoltatore vede, non dimenticate il forte di San Felice, ma certo che sì, anche il forte di San Felice. Certo che sì, ma possiamo anche dire qualcosa del forte di San Felice, che ha delle origini antichissime, peraltro legate proprio al territorio della guerra di Chioggia, luogo del cuore del FAI. C'era una torre lignea in realtà prima del forte che vediamo adesso, che ha delle costruzioni ovviamente successive e anche una planimetria, potremmo dire, che ci rimanda a costruzioni successive all'epoca proprio dei castelli. Lì c'era una torre di legno durante la guerra di Chioggia, che poi è stata distrutta. Infatti le fondazioni del Mastio, seppur all'interno vi sono dei cantieri volti alla valorizzazione e alla, diciamo, conservativa proprio di ciò che ne rimane, ecco, c'è l'antico Mastio, cioè la fondazione in realtà dell'antica torre poi ricostruita in pietra, che è stata inglobata poi in tutte le costruzioni anche successive austriache, che ricorda il periodo successivo alla guerra di Chioggia, quando questa torre lignea fu ricostruita in pietra. Certo. Bene, allora una bella narrazione, molto interessante. Dunque grazie per questo racconto molto bello, significativo, ci ha portato lontano alle radici e ci sentiremo ancora, dottore, senz'altro. Grazie mille. Arrivederci. Lei, buona serata agli radioascoltatori. Grazie mille, buona serata, grazie mille.